Affabile, arguto, Giancarlo Galan nel suo buon ritiro di Cinto Euganeo si prepara per la sua nuova sfida alle primarie del centrodestra, dove lui ha deciso di candidarsi. L'ho fatto per rappresentare un'area che è stata l'area dei grandi sogni, la rivoluzione liberale, i principi che erano a un passo dall'essere realizzati quando il consenso era grande e che invece il mio partito ha clamorosamente accantonato. Primarie sì, ma serie, spiega Galan, primarie dove appunto non c'è un unico candidato, primarie dove ci sia dibattito, confronto su tutti i temi, perché alla fine dovrà uscire un partito nuovo. Vorrei che uscisse un grandissimo dibattito su che cosa dovrà essere il PDL o qualcosa che prenderà il suo posto. Io spero che almeno il nome si cambi nel futuro. Ecco, io sogno un partito fatto ancora di queste persone che mettono in gioco la loro faccia, la loro storia e in caso di fallimento prendono e tornano a casa. Ecco, questo è il partito che sogno e che non esce, che abbia ideali forti. Forte delle sue idee, ma anche conscio che proprio le sue idee non tutte le possono condividere, Galan si lancia, come abituato lui, nella nuova sfida. Cosa mi può succedere nella peggiore delle ipotesi? Tornerò a casa e farò un lavoro. Qualcuno me ne darà uno, ma perché star nascosti, attendere? Ci sono battaglie che si fanno per vincerle e ci sono battaglie che vanno fatte comunque, a costo di perderle. Candidatura partita quasi per caso, nella quale dopo la riflessione di una notte ha deciso di credere, tanto più che proprio ieri è arrivato un placet importante, quello di Berlusconi. Lui mi ha detto: hai fatto benissimo, va avanti, fra me e te non ci saranno mai problemi. E il futuro del centrodestra per Galan vede anche un rapporto diverso con lo storico alleato, la Lega. Con la Lega io vorrei un rapporto non di sudditanza, come ahimè è stato soprattutto a livello nazionale, ma di leale confronto e leale concorrenza. A Grillo e ai suoi invece fa i complimenti per l'ottima comunicazione in campagna elettorale, ma da qui a saper governare saranno i fatti a dirlo. Il dovere di una classe dirigente che si candida a essere tale è quella di guidare il paese, non di subire le decisioni ammantandosi della parola popolo.